Manifestazione dei sindaci siciliani a Roma, al fianco dell'ANCI, il governo regionale rappresentato dall'assessore Zambuto. Inaugurato l'anno accademico del corso di laurea per mediatori linguistici. Sequestro preventivo del teatro di Eraclea Mino a indagini in corso della procura di Agrigento. Scritte con vernici rosse imbrattano i muri e la strada dell'istituto Brunelleschi in contrada Calcarelli ad Agrigento, indaga la Digos. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Grande mobilitazione dei sindaci siciliani oggi a Roma per protestare contro la manovra 2022 già esitata dal governo Draghi, ma che ancora è un cantiere aperto. Il testo, stando alle norme europee, sarebbe dovuto arrivare alle Camere il 20 ottobre, ma il Tesoro sta di fatto scrivendo o riscrivendo una serie di articoli e per questo l'ANCI Sicilia, l'associazione dei sindaci, ha organizzato la protesta di oggi e spera in modifiche sostanziali prima dell'arrivo in Parlamento. C'è il servizio. In Sicilia la metà dei comuni è senza bilancio. I sindaci riuniti nell'ANCI, l'associazione dei comuni sostenuti dai sindacati della funzione pubblica, volano a Roma per manifestare. In piazza con loro c'è anche il governo regionale rappresentato dall'assessore Marco Zambuto. La legge di stabilità assegna ai comuni siciliani 44 milioni da dividere con la Sardegna per potenziare i servizi sociali e altri 50 sempre in comproprietà per aiutare le amministrazioni in predissesto ed evitare il default. Briciole, almeno rispetto ai 300 milioni che i sindaci invocano in piazza Colonna ai piedi di Palazzo Chigi. E poi tormentano le carenze di organico. Secondo l'ANCI mancano circa 15.000 unità, tra cui circa 4.000 tra dirigenti e categorie D. Secondo i primi cittadini, nella manovra appena approvata dal Consiglio dei Ministri sembrerebbe esserci l'ennesima penalizzazione per i comuni siciliani. Il fatto, ha spiegato il sindaco di Palermo e presidente regionale dell'ANCI Luca Orlando, che anziché prevedere specifiche norme che sostengono gli enti siciliani rispetto alle criticità di carattere finanziario e alle gravi carenze di personale si prevedano ulteriori svantaggi, appare come una ingiustificabile e prolungata disattenzione del governo nazionale nei confronti dell'isola. Anche con la responsabilità che ci stiamo prendendo, perché non inviare i commissari nei comuni è una presa di responsabilità significativa a fronte di una condivisione seria che abbiamo dei problemi che i comuni siciliani, voi tutti state vivendo. Oggi questa presenza nostra al tavolo nazionale vuole proprio significare il fatto che ai comuni siciliani non può esserci lo scaricabarile e lasciare i sindaci soli, potremmo tutti metterci le carte a posto e solitamente si fa così. E poi l'ultimo della fila è sempre il sindaco. Purtroppo lo so, purtroppo lo so. E poi l'ultimo della fila è sempre il sindaco. Da parte nostra c'è oggi, accanto a tutti voi, la condivisione e soprattutto la volontà di riuscire a superare questo momento. Oggi tutti i sindaci siciliani a Roma per protestare contro il governo nazionale assieme all'ANCI Sicilia per chiedere l'abbassamento della percentuale del fondo di dubbia esigibilità che consente in questo momento, consentirebbe ai comuni di chiudere i bilanci. Solo 150 comuni su 390 hanno chiuso i bilanci e 70 hanno chiuso il rendiconto. Con questa situazione, queste norme di bilancio, molti comuni siciliani andranno in dissesto finanziario. Chiediamo anche la possibilità di poter assumere e di poter avere del personale qualificato che ci consenta di fare delle progettazioni sul PNRR, che è una possibilità che hanno i nostri comuni della Sicilia per poter attingere ai tanti finanziamenti che l'Unione Europea e lo Stato stanno mettendo a disposizione, e questo lo facciamo a gran voce per dare la possibilità a quei territori della Sicilia di poter riemergere.
Ancora una volta a Roma i sindaci agrigentini, i sindaci della Sicilia a protestare contro quelle che sono le misure del governo che sono assolutamente inefficaci e insufficienti per risolvere i problemi delle nostre autonomie locali. I nostri bilanci soffrono, come i Grotte ad esempio ha approvato sì il bilancio di previsione, ha approvato sì il rendiconto ma con un disavanzo di oltre 2 milioni di euro, frutto delle pessime gestioni precedenti, e quindi oggi ci ritroviamo ad affrontare i problemi generati da generazioni passate con i problemi invece che vanno a finire alle generazioni future. Quindi assolutamente è necessario intervenire con grande celerità per continuare a garantire un livello di servizi ai nostri cittadini. Ci troviamo a Roma oggi, i sindaci della Sicilia, insieme ad ANCI per richiedere a gran voce al governo nazionale di intervenire affinché vengano poste in essere quelle misure necessarie, partendo innanzitutto dalla riduzione di almeno il 50% per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, in modo tale che i comuni possano approvare in tempo utile il bilancio, e questo consentirebbe di garantire i servizi essenziali ai nostri concittadini. È necessario anche che gli enti locali, in particolar modo i comuni, vengano dotati di quelle figure professionali fondamentali e necessarie affinché si possano intercettare i fondi del PNRR, e questo consentirebbe di migliorare le condizioni. Oggi sindaci siciliani siamo qui a Roma per chiedere al governo nazionale una norma che consenta di chiudere i bilanci, che consenta quindi la proroga al 30 novembre per poter adeguare anche le tariffe 2021 ed evitare ulteriori aggravi negli anni successivi. Chiediamo anche che venga dimezzato il fondo crediti di dubbia esigibilità e chiediamo che sia data la possibilità ai comuni di fare assunzioni per progettare e programmare, per utilizzare al meglio i fondi del PNRR, altrimenti resteremo staccati dal resto d'Italia, gli altri progetteranno, programmeranno e realizzeranno e noi non saremo messi nelle condizioni di poter lavorare come lavorano gli altri comuni d'Italia. Speriamo dal governo che il grido dei comuni siciliani e dell'ANCI venga ascoltato e in tempi europei, in tempi rapidi, venga approvata una legge che consenta ai comuni di andare avanti. Al Consorzio Universitario di Agrigento è inaugurato l'anno accademico 2021-2022 del corso di laurea della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici e Culturali Agoramundi. Presente l'assessore regionale alla pubblica istruzione Roberto Lagalla. Il nostro direttore Arturo Cantella. Avvia oggi il corso di studi superiori per mediatori linguistici e culturali Agoramundi presso l'Aula Magna Luca Crescente del Consorzio Universitario. Ha introdotto e presieduto l'inaugurazione dell'anno accademico il presidente del Consorzio Empedocle Universitario Antonino Mangiacavallo, quindi l'intervento del professor Marcello Saia, direttore del corso Agoramundi, del prefetto Maria Rita Cocciufa, del procuratore aggiunto della Corte d'Appello di Agrigento Salvatore Vella. Concluso i lavori l'assessore regionale Roberto Lagalla. Un corso che si conferma in questa sede del Polo Universitario di Agrigento, che evidentemente andrà ulteriormente armonizzato con la complessiva offerta formativa convenzionata con l'Università di Palermo. Sono certo che il nuovo rettore, che sicuramente visiterà questa sede decentrata nelle prossime settimane, saprà trovare soluzioni adeguate per evitare sovrapposizioni, ma per invece incanalare nel miglior modo sia i corsi di lingue sia i corsi di mediazione. È chiaro che la Regione è interessata ad attività didattiche e formative che possano traguardare l'obiettivo dell'occupazione, ma anche quello di superamento del fabbisogno sociale, in particolare dei migranti e degli esclusi, e quindi il corso si inserisce in questo contesto con la necessaria attenzione che si deve alla compatibilità tra i corsi dell'Università di Palermo e questi corsi. Sicuramente questa ormai è una realtà multiculturale, lo è l'Italia, lo è sicuramente Agrigento, e quindi ci sarà
c'è già, ma ci sarà sempre più bisogno di mediatori culturali che sono figure fondamentali per una società moderna e multiculturale appunto come la nostra. Ufficialmente viene inaugurato l'anno accademico del corso in mediazione linguistica e culturale gestito da Agora Mundi. Per noi è un grandissimo piacere procedere con il rito ufficiale della inaugurazione, perché è la conferma di un'attività viva, vitale, che si inserisce nel contesto sociale della provincia di Agrigento, in maniera particolare con un corso che procede alla formazione di operatori che diventano fondamentali, importantissimi nel contesto della nostra provincia, in cui il fenomeno della immigrazione è particolarmente sviluppato. Questo è il 4º anno di attività di Agora Mundi, si sono già laureati i primi operatori del settore, sono destinati a trovare facile occupazione non solo nel contesto territoriale di Agrigento ma anche altrove, per cui siamo particolarmente lieti di sostenere ancora convintamente questa attività formativa accanto alle altre che sicuramente hanno avuto uno sviluppo particolarmente significativo, dal momento che abbiamo registrato rispetto agli anni passati più del doppio delle iscrizioni. Abbiamo più di 450 matricole iscritte quest'anno e ancora non si sono chiuse le iscrizioni. Per cui in un bilancio di questo periodo possiamo essere indiscutibilmente soddisfatti per la sua positività. È una gioia riprendere l'attività di presenza e inauguriamo questo anno accademico con la speranza davvero di avere questi ragazzi festanti come lo sono stati in questi 3 anni. Noi abbiamo chiuso il primo triennio con 22 laureati che sono dei giovani che sembrano attrezzatissimi per le nuove sfide del mercato del lavoro. Sono delle persone che parlano arabo, che riescono ad essere davvero cerniera, a mio avviso, tra questo mondo dell'emigrazione che caratterizza sempre di più la provincia di Agrigento e il mondo della formazione che siamo noi e che abbiamo curato la formazione di questi giovani. Noi ancora non abbiamo chiuso le iscrizioni. Le iscrizioni sono aperte e lo saranno ancora per 15 giorni, per cui riteniamo che sia importante in qualche maniera lanciare il messaggio ai giovani di venire ad iscriversi al corso di mediazione linguistica e culturale. Quest'anno ripartiamo con grandissime prospettive perché abbiamo finalmente concluso il primo ciclo lo scorso anno, abbiamo raccolto tutti questi frutti del nostro duro lavoro, degli insegnamenti impartiti, un corso che ha dato un'altissima formazione con tirocini veramente importanti presso la procura ma anche in centri turistici molto importanti, anche in strutture come il Verdura Resort. I ragazzi sono andati benissimo, dovete immaginare che molti di loro si sono laureati a luglio, a settembre e già stanno lavorando, alcuni di loro stanno lavorando alla Ryanair, altri alla Valle, altri appunto al Verdura Resort, di conseguenza iniziamo in modo molto positivo perché sappiamo che funzioniamo in questo territorio, ogni giorno ci contattano perché vogliono tirocinanti, vogliono persone qualificate e noi stiamo lavorando molto bene in questo territorio. Sì, diciamo, intanto ripartiamo in presenza e questa è una grande opportunità sia per noi docenti perché lavorare in aula con i ragazzi è tutto un altro percorso, ma sia anche per i ragazzi che hanno un po' sofferto di questa lontananza, anche se noi abbiamo messo in atto tutti gli strumenti per seguirli e i risultati si sono visti con il primo triennio, con le prime lauree e con l'efficacia che questo titolo in effetti ha dato a queste persone che si sono inseriti in un brevissimo arco di tempo, in un momento anche critico nel mondo del lavoro, sia in ambito di accoglienza ma tantissimi in ambito turistico e alberghiero.
Adesso uno sguardo alla squadra amministrativa che compone la giunta Palumbo. Neoeletto sindaco di Favara, il nostro direttore Arturo Cantella ha intervistato 2 assessori, Liotta e Monreale. Vediamo. Siamo con il vice sindaco del comune di Favara, il nuovo vice sindaco, il dottore Antonio Liotta, che vogliamo anche sentire, ecco, prima per la brillante affermazione e per questo incarico che ha avuto come vice sindaco, un incarico sicuramente prestigioso ma anche oneroso e impegnativo, dottore. Sicuramente è un impegno enorme, Favara ha dato una risposta democratica seria, abbiamo una ottima amministrazione e ho avuto l'onore da parte del sindaco di essere stato nominato vice sindaco con delega alla cultura, alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, alla contemporaneità, ai beni culturali ed altre cose ancora, quindi molto lavoro ma è importantissimo e utile per la nostra comunità. Proprio questa mattina io sto uscendo dal consorzio universitario dove ho avuto l'incontro con i massimi dirigenti del consorzio e abbiamo ristabilito la presenza del Comune di Favara dentro il consorzio, perché da alcuni anni che Favara era fuori dai processi culturali istituzionali. E quindi diciamo comincia questo impegnativo lavoro perché dobbiamo riportare il Comune di Favara nell'alveo culturale proprio per le grandi potenzialità che abbiamo sia come beni materiali culturali ma nello stesso tempo anche la presenza di grandi personaggi come Gaspare Ambrosini, il primo presidente della Corte Costituzionale, come Antonio Russello, uno scrittore di carattere europeo e non solo questi, ma la valorizzazione di tutti i beni culturali passa attraverso un ente istituzionale qual è il Comune di Favara. Ecco, siamo anche con l'assessore, il nuovo assessore del Comune di Favara, i servizi sociali, che sicuramente intenderà intraprendere un percorso nuovo nella sua attività. Sì, noi ci siamo insediati qualche giorno fa, abbiamo già preso contatti con i dirigenti ovviamente degli uffici preposti e stiamo cercando di avere una cognizione quanto più accurata dei servizi svolti finora, quindi metteremo mano a tutto ciò che è stato il lavoro fatto finora per cercare appunto di capire quali sono state le eventuali lacune e appunto risolverle nel minor tempo possibile per dare una risposta ai cittadini che in questo momento appunto richiedono servizi ovviamente essenziali e che sono per loro appunto un diritto. Le emergenze sono tante in un momento diciamo post pandemia che però ancora non cenna a fermarsi. Sì, le esigenze sono tante anche da un punto di vista economico, tant'è vero che noi stiamo pensando di mettere in atto tutta una serie di servizi che in questo momento possano andare incontro da una parte a quelle che sono le esigenze ovviamente delle persone, ma cercando di gravare il meno possibile sulle casse del Comune. Quindi è un lavoro ovviamente che richiede tempo, un lavoro insomma anche abbastanza faticoso, ma l'impegno c'è, la volontà anche, quindi insieme ai dirigenti e agli uffici preposti lavoreremo in collaborazione in tal senso. I carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Palermo e il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento hanno eseguito il sequestro preventivo del Teatro Greco di Eraclea Mino. L'attività di indagine è stata coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Agrigento e scaturisce da una delega finalizzata a verificare le condizioni di conservazione del Teatro Greco. Gli accertamenti svolti dai Carabinieri del Nucleo
TPC di Palermo e dal Comando Provinciale di Agrigento, in collaborazione con i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento e consulenti tecnici incaricati dall'autorità giudiziaria, hanno fatto emergere che in realtà la copertura in tubi e lamiera zincata del Teatro Greco costituisce un pericolo per la pubblica incolumità, perché la sua integrità non è sufficientemente garantita in presenza di vento e di agenti atmosferici avversi, così come accertato nei diversi sopralluoghi effettuati nel tempo dagli organi competenti. Da qui il procuratore capo della Repubblica di Agrigento, Luigi Patronaggio, ha disposto il sequestro preventivo del Teatro Greco di Eraclea Minoa e della relativa area antistante con installazione di idonea segnaletica per interdire l'accesso al pubblico. La struttura in sequestro è stata affidata in giudiziale custodia alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento fino all'esecuzione dei necessari lavori di messa in sicurezza. Covid, gli ultimi dati, la quarta ondata sembra essere vicina. Vediamo. Sono 382 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola, a fronte di 13.028 tamponi processati in Sicilia. Ieri i nuovi positivi erano 295. L'incidenza scende così al 2,9%, ieri era al 4,2%. L'isola è al secondo posto per i contagi, al primo c'è il Lazio con 388 casi, gli attuali positivi sono 7.611 con un aumento di 227 casi, i guariti sono 152 mentre si registrano altre 3 vittime che portano il totale dei decessi a 7.022 unità. Sul fronte ospedaliero sono adesso 345 ricoverati, 9 in più rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva sono 40 in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo ha 58 casi, Catania 239, Messina 2, Siracusa 55, Ragusa 6, Trapani 11, Enna 0, Caltanissetta 5 e Agrigento 6. Intanto si rilevano dei buchi nella pianta organica per l'emergenza Covid presso l'ASP di Agrigento, 874 sono gli incarichi temporanei dati a medici, infermieri e OSS. Gli incarichi a tempo determinato affidati su posti vacanti e disponibili dall'ASP, la ricognizione in base alla pianta organica è stata fatta per sopperire alle necessità assistenziali dei presidi ospedalieri e della stessa ASP di Agrigento, ad evitare così interruzioni di pubblico servizio. Gli incarichi dati temporaneamente su posti vacanti rispetto alla pianta organica sono 303, per 100 infermieri, 7 ostetrici, 14 tecnici sanitari di laboratori biomedici, 5 tecnici di radiologia medica, un tecnico di neurofisiopatologia, 5 operatori autisti, 4 tecnici sanitari della riabilitazione fisioterapista, 2 tecnici della riabilitazione neuropsicomotricista, 2 tecnici della riabilitazione terapista occupazionale, 20 ausiliari. Per quanto riguarda la dirigenza, gli incarichi sul posti vacanti conferiti sono stati 14 farmacisti, un dirigente fisico, 16 psicologi, 96 medici, 9 biologi, 7 amministrativi. Per questi incarichi sui posti vacanti, appunto, la spesa è di 16.659.000. Gli incarichi temporanei dati fuori la pianta organica per il Covid-19 sono 571, riguardano 208 infermieri, 3 ostetrici, 7 tecnici di laboratorio biomedico, 8 radiologi, 21 ausiliari e 244 OSS, ma anche 8 farmacisti, 20 psicologi, 33 dirigenti medici, 19 medici specializzati. La spesa sostenuta in questo caso è stata di 14.962.161 euro. Con un aumento significativo dei casi di positività al Covid-19, con le nuove vaccinazioni ormai in fase di stallo, Green Pass e stato di emergenza con la terza dose restano i baluardi per arginare l'eventuale nuova ondata. Mediamente, spiega il fisico Giorgio Sestili, e come si apprende dal giornale di Sicilia Online, si registra un aumento medio di 1,35 casi al giorno, pari al 35% in più rispetto alla settimana
settimana precedente, numeri simili a quelli di settembre ed ottobre di un anno fa, quando l'Italia scopriva le zone a colori e il semi-lockdown, e che inevitabilmente sono destinati a lievitare durante l'inverno, quando peraltro bisognerà fare conti anche con l'influenza. Ma sottolinea Sestili, l'aumento iniziato ad ottobre in tutta Europa, in Italia è mitigato dai vaccini, per questo la nostra situazione epidemiologica è fra le migliori. Anche per non perdere il vantaggio di una buona copertura vaccinale, l'esecutivo sta pensando ad una proroga del Green Pass almeno fino a marzo e contestualmente all'estensione dello stato di emergenza, con il quale confermare struttura commissariale, protocolli di sicurezza come distanziamento e mascherine, smart working e tutte quelle norme e agevolazioni collegate all'emergenza pandemica. L'inverno che alle porte potrebbe comunque essere l'ultima battaglia per vincere la guerra al virus, come ha detto il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco. Nel frattempo però bisognerà cercare di convincere la platea degli scettici, tra cui una fetta di quasi 3 milioni di over 50, ad accedere alla campagna vaccinale in modo da poter raggiungere al più presto il 90% della copertura dei vaccinati, obiettivo da sempre nel mirino del governo e del commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo. Contemporaneamente poi si lavora alla terza dose, ogni volta conclusa la somministrazione per fragili, ovvero 80 operatori sanitari. Sarà la volta dell'estensione del booster per i sessantenni e gli insegnanti. I lavoratori scolastici in particolare potrebbero godere di una corsia preferenziale, rispettando comunque 6 mesi della seconda dose. Il primo a sollecitare il terzo richiamo per il prof è stato lo stesso ministro Patrizio Bianchi, e lo ha ribadito il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri, che ha poi rassicurato sulla festa in arrivo. Vivremo un Natale libero, ha spiegato, specificando però che non se ne parla per ora di alleggerire o addirittura abolire il Green Pass. Intanto l'AIFA sta per riunirsi per decidere non solo per il via libera alla terza dose agli under 60, ma anche per indicare quale vaccino utilizzare come booster per il 1,5 milioni di italiani che ha fatto Johnson & Johnson. Sul fronte ospedaliero sono adesso 345 ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 40. Sul fronte del contagio, nelle singole province, Palermo con 58 casi, Catania 239, Messina 2, Siracusa 55, Ragusa 6, Trapani 11, Caltanissetta 5, Agrigento 6, Enna 0. L'Italia è diventata un enorme tamponificio, è venuto il momento di dare una stretta al Green Pass, togliendo la possibilità dei tamponi per accedere a ristoranti, bar, teatri, cinema, stadi, attività sportive e ricreative. A scriverlo su Facebook è l'infettivologo genovese Matteo Bassetti, chiedendo di puntare solo sui vaccini per il rilascio della certificazione verde. Se non vaccinati fossero 30 milioni anziché 7, avremmo la stessa situazione dell'anno scorso, gli ospedali pieni e le chiusure. Per questo, dice Bassetti, sarei per l'obbligo vaccinale, per stringere sul Green Pass, per tenere i non vaccinati fuori dai luoghi di divertimento. Il vaccino uccide, il governo mente, il Vax uccide, contro un governo nazista. Sono queste le scritte realizzate con vernice spray rossa, comparse stamattina ad Agrigento tra il muretto di cinta dell'Istituto per Geometri Brunelleschi e la strada antistante che porta fino all'ingresso del polo universitario in Contrada Calcarelle. Acquisita la segnalazione, si sono subito precipitati sul posto i poliziotti della questura, quelli della Digos in maniera particolare, che hanno immediatamente avviato le indagini per provare, laddove possibile, ad identificare chi siano i responsabili. Non è escluso che ad agire possano essere state almeno 2 persone. Entra nel vivo il processo scaturito dall'inchiesta Catene Spezzate, operazione che nel 2015 fece scattare alcune misure cautelari ipotizzando maltrattamenti nei confronti di alcuni disabili psichici all'interno di una comunità delicata. Le presunte vittime hanno citato in giudizio la Regione e i comuni di residenza che in caso di condanna dovranno risarcire le parti civili. La procura ipotizza che i disabili sarebbero stati sottoposti a gravi privazioni, fra cui il digiuno forzato e l'isolamento dai familiari, oltre che costretti a stare
in ambienti sporchi e fare lavori degradanti come ad esempio la pulizia di una cisterna. Uno degli episodi principali al centro dell'inchiesta è stato immortalato dalle telecamere dei carabinieri piazzate di nascosto dopo essere entrati nella struttura insieme ai pompieri simulando una fuga di gas. Nelle immagini si vede un paziente legato al letto con una catena. Ed è stato proprio questo episodio a suggerire agli inquirenti il nome del blitz, catene spezzate, anche se la tesi della difesa è che la catena sia stata usata per contenere il disabile ed evitare che commettesse gesti autolesionistici. Si torna in aula l'8 febbraio per sentire i primi testimoni. La figura di Gio Petrosino, pioniere della lotta alla criminalità organizzata, protagonista del libro Quella notte a Palermo di Salvatore Demma, presentato al Circolo Cultura Italia a Monreale, il servizio di Margherita Trupiano. La leggendaria figura di Gio Petrosino è stata al centro della presentazione di un libro tenutasi a Monreale presso il Circolo Cultura Italia, una pubblicazione dello scrittore Salvatore Demma intitolata Quella notte a Palermo, che ripercorre le tappe di un impegno che, con conoscenza e intuizione sul fenomeno della mafia cresciuta e combattuta tra le strade di Little Italy a New York, ha determinato poi la morte del poliziotto a capo della squadra Italian Branch, che ha pagato proprio con la vita la sua capacità di combattere la criminalità organizzata. Una mafia che così definisce il comandante della polizia penitenziaria del Pagliarelli, Giuseppe Rizzo. La mafia non è buona, la mafia esiste purtroppo e nel passato la mafia non è mai stata buona, assolutamente, sono retaggi culturali che purtroppo si portano e molto spesso anche ancora si continuano a sentire, sono persone appunto che fanno del loro credo la violenza, il crimine, come dicevamo assoggettano i più deboli proprio al loro volere, ai loro scopi economici e basta, non esiste una mafia buona. Una figura che ha certamente segnato la storia. Il mio intendimento è quello di portare ai giovani figure che hanno segnato davvero la storia e soprattutto sfrondare la storia di tutte quelle bugie che vengono sistematicamente dette. Quindi la storia, lei lo leggerà nell'intestazione, io mi sforzo di portare la storia in palmo di mano e seguo sempre una frase dell'imperatore Federico II, il quale diceva: noi raccontiamo le cose che sono così come sono, cioè non aggiungiamo né bugie né facciamo terrorismo, le cose così come sono. Un'attività eroica, quella di Gio Petrosino. Diciamo che gli eroi vanno ricordati e lei ha puntualizzato e fatto molto bene, perché l'eroismo non è il fatto di essere soltanto dei superuomini oppure di avere un carisma particolare rispetto agli altri. Eroe è colui il quale compie il suo dovere, che quotidianamente si impegna nell'ambito della sua attività professionale, a maggior ragione se alle dipendenze di un apparato statale, per cui avendo fatto un giuramento di fedeltà alle leggi, alle istituzioni e al popolo italiano, alla società civile, è chiaro che poi diventa eroe, ma per circostanze che sono indipendenti tutto sommato dalla sua volontà nel momento in cui, perché nessuno va incontro alla morte magari buttando la stampella come Enrico Toti, però c'è questo senso del dovere che caratterizza queste grandi manifestazioni umane che sono il sale della terra, perché grazie a questi uomini noi possiamo avere una storia che può dare continuità a quello che è la valenza umana sul territorio. Maledetto un momento che l'occhio in terra da sto inferno sti 20 anni di tormento un cuore sempre in guerra terra che non senti che non vuoi capire che non dici niente mi leggi
Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Bancarotta e autoriciclaggio, arrestato il patron di Essein, sequestrati 6 negozi di abbigliamento a Palermo. I dettagli nel servizio. Le volpi nella rete, e sì, perché avrebbero agilmente svuotato una società aprendone altre con la stessa sede legale ed operativa, mandandola prima in fallimento e lasciando un buco di circa 1,2 milioni di euro. È un giocattolo, basta che fermi il personale, che te lo fermano loro, e poi tu devi guardare solo i numeri, che è un giocattolo. Io li gestisco con serenità. Basta che pigliarsi il manager che ti segue il negozio, il conto vendita, paghi ogni 15 giorni sul venduto, quindi non hai stress finanziario. Le Fiamme Gialle di Palermo hanno così arrestato e posto ai domiciliari Cesare Ciulla, 61 anni, Patrizia Giannettino, 59, e Noemi Ciulla, di 27, titolari dei negozi di borse, abbigliamento ed accessori Essian. La Guardia di Finanza ha anche proceduto al sequestro preventivo del capitale di 4 società e 6 negozi di abbigliamento sparsi tra il centro di Palermo e Cefalù per un valore di circa 3 milioni di euro. Per gli imprenditori amministratori di fatto e di diritto della nota catena le accuse sono quelle di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Il GIP ha applicato loro anche la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercizio di attività di impresa per la durata di 12 mesi. A condurre l'inchiesta sotto il coordinamento della Procura gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria gruppo tutela mercati capitali, che hanno indagato sugli imprenditori tramite intercettazioni e accertamenti contabili che avrebbero svelato un articolato sistema di società, così si legge nel comunicato, ideato e realizzato da un'unica regia riconducibile proprio agli indagati, frutto di una complessa pianificazione distrattiva finalizzata a proseguire l'attività attraverso la costituzione di nuove società aventi similare compagine e governance, nonché identici asset che rappresentavano la continuazione aziendale della precedente impresa. Attraverso questo meccanismo la società madre sarebbe scivolata lentamente verso il cosiddetto fallimento, lasciando però agli imprenditori la possibilità di continuare sotto un'altra insegna l'attività di vendita di capi d'abbigliamento e accessori annessi. Le società e negozi sequestrati aggiungono dal comando provinciale, come apprendiamo dai colleghi di Palermo Today, sono stati affidati un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Palermo affinché li gestisca nell'interesse della collettività, con il compito di garantire la continuità aziendale e mantenere dunque i livelli occupazionali per preservare i diritti dei lavoratori e della stessa utenza. Ancora una volta i finanzieri di Palermo hanno fatto emergere le condotte fraudolente poste in essere da noti imprenditori palermitani, che hanno condotto al fallimento la società di famiglia, con il fine unico di continuare a svolgere le attività commerciali però con altre società riconducibili agli stessi indagati, così commenta il comandante provinciale generale Antonio Quintavalle Cecere. Si tratta di un danno rilevante per l'economia sana della città, già duramente messa alla prova dal periodo di lockdown. Allora, abbiamo a disposizione sul conto normale 5.600 e nel POS posso trasferire 1.765. Poi le volevo dire che nel frattempo sono arrivate le buste paga delle ragazze, Sì. e poi mi dica lei se vuole procedere. Certo, no, procediamo, paghiamo. Ma tu che ti lamenti, che mi puoi resistere 10 anni di pandemia? No, tranquillo. Io fino a 2 anni di sofferenza la posso sopportare. E continua pertanto incessante l'attività investigativa della Guardia di Finanza palermitana a tutela dell'ordine economico e degli imprenditori che operano nel rispetto delle leggi. Corruzione e peculato nella gestione dell'acquedotto, 5 misure cautelari. Funzionario interdetto per 1 anno, indagati anche 4 imprenditori. Vediamo. 5 misure cautelari interdittive sono state eseguite questa mattina a Taormina dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili dei reati di peculato, corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e violazione alla normativa in materia di subappalto.
A dare avvio alle investigazioni coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina sono intervenute mirate segnalazioni inerenti anomalie nell'affidamento e nella gestione dei servizi e delle attività afferenti al settore acquedotto della locale azienda. Gli investigatori avevano riscontrato un'eccessiva frammentazione dei lavori ed un frequente ricorso alle trattative private e o all'affidamento diretto a favore di un limitatissimo numero di ditte, in violazione, secondo l'accusa, degli obblighi di evidenza pubblica e del principio di rotazione previsto per gli appalti. I successivi approfondimenti attuati con intercettazioni telefoniche ed ambientali e di riscontro sul territorio e acquisizioni documentali hanno consentito di fare luce secondo ipotesi d'accusa e che dovrà trovare conferma nei successivi gradi di giudizio su un sistema radicato connotato dalla cattiva gestione dei poteri e delle prerogative connesse alla funzione pubblica afferente agli affidamenti di lavori e forniture da parte del settore acquedotto, il cui esercizio allo stato delle investigazioni sarebbe risultato piegato alla realizzazione di interessi di tipo personalistico, piuttosto che rispondente ai principi di correttezza, trasparenza ed imparzialità. Un funzionario del predetto ente, responsabile del servizio acquedotto, operava secondo ipotesi d'accusa, gestendo in maniera personalistica l'articolazione da lui diretta per ottenere vantaggi personali. In svariate circostanze il funzionario, essendo necessario eseguire lavori di scavo per perdite della rete idrica comunale e ripristinare la sede stradale, provvedeva con affidamento diretto ad incaricare ditte i cui titolari erano, sempre secondo l'accusa, compiacenti. Inoltre, come emerge sempre dall'attività di indagine svolta dalle Fiamme Gialle e dalla Polizia di Stato, il predetto funzionario si sarebbe appropriato di materiale idraulico di proprietà dell'azienda del valore di circa 1.000 euro e di alcuni contatori in ottone dismessi, vendendoli a terzi per oltre 2.000 euro sulla scorta del quadro indiziario così raccolto. Salvo diverse valutazioni giudiziarie nei successivi livelli e fermo restando il generale principio di non colpevolezza sino a sentenza passata in giudicato, il competente Tribunale di Messina ha disposto nei confronti del funzionario indagato la misura cautelare della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio per la durata di 1 anno, con interdizione, per il medesimo periodo, dello svolgimento di tutte le attività inerenti al pubblico ufficio o servizio da lui ricoperto. Parimenti, nel medesimo ambito, venivano disposte ulteriori 4 misure cautelari del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti di altrettanti imprenditori, nella misura variabile da mesi 6 a 10. Al rintraccio e alla notifica dei provvedimenti hanno proceduto per la Polizia di Stato la squadra mobile della Questura di Messina, insieme al Commissariato di Taormina, e per la Guardia di Finanza il GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Messina, unitamente alla Compagnia di Taormina. Conferenza stampa di presentazione dell'evento di beneficenza a modo mio che farà tappa al Teatro Pirandello di Agrigento il 12 novembre. Special guest il sindaco di Messina, Cateno De Luca. Vediamo. Cateno De Luca ad Agrigento per presentare il tour a modo mio. Ecco, di cosa si tratta gentilmente? Di una iniziativa a sostegno dei giovani artisti siciliani, perché in Sicilia è molto complicato per i giovani farsi conoscere e soprattutto avere la possibilità di un palcoscenico importante. La Casa del Musicista ha questo obiettivo, io faccio da modesto testimonial, l'ho ripreso anch'io il mio amore per la musica e dopo 32 anni che l'avevo interrotto sto frequentando il Conservatorio Musicale Corelli di Messina e sono a disposizione per creare questi servizi e dare la possibilità ad ognuno di potersi proprio farsi conoscere in modo compiuto, quindi servizi per i giovani artisti. Quindi cosa deve fare un giovane artista? Si collegherà con noi e avrà la possibilità, come già è stato con i primi laboratori che abbiamo avviato, di avere anche un contatto, un consiglio da soggetti affermati nel settore del pop, della musica in generale. Noi già abbiamo fatto dei laboratori con Red Ronnie, grazie a Di Michele, siamo stati la settimana scorsa a incontrare il maestro Mogol e verrà in Sicilia per concludere il nostro tour il 19 di dicembre a Messina.
Argentina, e di conseguenza abbiamo avuto anche la possibilità di studiare quello che è il CET, questo centro europeo del Tuscolano, di cui è fondatore proprio Mogol, per riprodurre lo stesso modello in Sicilia. Onorevole, ecco, molti pensavano che il suo era un tour elettorale, visto che lei ha più volte anticipato una candidatura a presidenza della regione futura. Cosa ci può dire in merito e cosa c'è di vero, e se lo farà? Io in questo momento vi posso dire che ho formulato la mia candidatura per Sanremo, abbiamo elaborato un brano e attendiamo il responso. Questo per ora è la competizione che in queste vesti mi compete, e mi auguro che anche da questo punto di vista ci possano essere delle belle sorprese. Ecco, però qualcosa di politico ce lo deve dire, una volta che siamo qua. Cosa ne pensa del governo Musumeci, la Lega? Ma insomma, guardate, il suo è un pulpito sicuramente d'eccezione. Io in questo momento mi sento di dirvi questo: Palazzo d'Orléans vede che Cateno De Luca canta, io ho mandato a dire che al momento giusto potrebbe arrivare anche un'altra fase, cioè quello che Cateno De Luca da cantante potrebbe anche suonargliele definitivamente e per bene. In questo tour stiamo accompagnando la Casa del Musicista in questa sfida ambiziosa ma anche affascinante, che è quella di portare avanti un nuovo tour con un progetto che si chiama Musica senza barriere, che ha l'obiettivo, insieme alle associazioni e agli enti del territorio, di costruire delle serate durante le quali si possa rappresentare la diversità attraverso la musica, perché la musica parla un linguaggio universale che è l'unico capace di creare relazioni, partecipazione e dare a tutti, nessuno escluso, uno spazio per produrre bellezza. Ricordata la figura di Don Giuseppe Di Stefano, è stato uno dei protagonisti dell'occupazione delle terre in Sicilia per facilitare la riforma agraria nell'immediato dopoguerra. Arturo Cantella. Professor Enzo Di Natali, ricordato domenica scorsa a Raffadali Don Giuseppe Di Stefano. Tra le figure della diocesi di Agrigento, degna di essere ricordata, certamente c'è stato Monsignor Giuseppe Di Stefano, che è stato arciprete di Santa Elisabetta per moltissimi anni. Fu un sacerdote sociale, nel senso che lui sposò evangelizzazione e promozione umana. Capì che non era possibile evangelizzare, fare apostolato, parlare di Gesù senza tenere in considerazione le condizioni sociali e economiche in cui viveva la popolazione di Santa Elisabetta. E lui, nel dopoguerra, dalle notizie che noi abbiamo, si diede da fare proprio anche per l'occupazione delle terre, partecipando attivamente a questa santa protesta per dare la terra ai contadini. È stato un momento molto interessante quello che si è svolto nella chiesa del Rosario di Raffadali, perché abbiamo avuto l'eccellente testimonianza, ricordo dell'avvocato Nino Gaziano, che è stato per decenni accanto all'arciprete Di Stefano, ma anche abbiamo avuto l'autorevole intervento dell'avvocato Giovanni Tesei, che ha ricostruito il periodo storico in cui operò padre Di Stefano, e infine il ricordo di Totò Cuffaro, che mise attenzione sull'impegno dei cattolici nella vita sociale e nella vita politica agrigentina e nazionale. Oggi noi non possiamo non tenere conto dei problemi sociali presenti nella nostra società, per cui i cattolici devono fare un esame di coscienza e lo devono fare alla luce della riscoperta di queste figure che noi abbiamo messo in evidenza, come l'arciprete
Don Di Stefano di Raffadali, ma che operò per tanti anni nella città di Santa Elisabetta, realizzando ad esempio un asilo parrocchiale, realizzando addirittura una banca in modo che venisse incontro alle esigenze dei contadini. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.